è solo l'inferno. Il diavolo è finito nella lavatrice, centrifugando tutti i miei pensieri. È una fotografia, scappa via, senza paracadute, mi butto dalla finestra. Ho finito la benzina. Presentati in 30 parole. In 30 parole, è un po' difficile perché presentarmi la cosa più difficile, insomma, non so vendermi molto bene. Sono un cantautore, uno che vive di emozioni e c'ha un bel progetto da portare avanti che si chiama Pensieri a rovescio, registrato tra Napoli e Londra, dove tutti i pensieri possono essere completamente capovolti, quindi pensieri a rovescio. Come ti chiami? Antonio Spenillo. Ok. Com'è nata la tua storia musicale? Un po' per caso, insomma, perché volevo comunicare, perché sono un po' timido come persona, quindi volevo qualcosa in cui cominciasse a comunicare. E come un fatto poetico sono cominciate a nascere le prime canzoni. E questo è una bella cosa per me, che sono un ragazzo un po' riservato, quindi la musica mi aiuta da sé a comunicare. Che cosa ti aspetti da Musicultura? Aspetto di poter diffondere la mia musica, che è cosa molto importante, uscire oggi, riuscire a diffondere la musica a tutti.